diversa, per la quale prendendo... Adesso parlo io. Il vicepresidente del Consiglio Comunale di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, svuota il sacco. Una conferenza stampa quasi a ruota libera per difendere, osserva, la mia immagine, la mia reputazione, ma per fare anche chiarezza su alcune delicate questioni, a cominciare da quella che ha visto protagoniste le donne dell'Associazione Creative. Io chiedo conto e ragione all'amministrazione del trattamento diverso tra due associazioni che hanno fatto la richiesta per un solo pubblico. Le creative, volute fortemente da me e patrocinate dal sindaco, hanno pagato un solo pubblico per 2.051 per 135 metri quadrati. Una associazione di analogo sistema, con uno stesso fine, per 565 metri quadrati, per 60 giorni, non per 7 giorni come le creative, ha pagato 3.045. Un qualcosa di anomalo c'è. Non crede che tutta questa confusione, tutte queste polemiche siano frutto anche di una sua posizione anomala, un ruolo a metà strada tra consigliere comunale e assessore e anche chi ha avallato tutto questo? Sì, sono d'accordo. Io infatti non sono entrata in giunta per non dare seguito a quello che qualcuno poteva aver pensato. Io non mi ero zittito, io ero al fianco di Zambuto e Zambuto mi ha lasciato carta bianca per tutto quello che dovevamo e abbiamo fatto in quell'anno. Tante cose che io avevo programmato dovevo andarle a fare da assessore, ma se ho rinunciato è proprio per quello, perché ho intravisto che purtroppo da coloro che è circondato Zambuto, compreso l'Avatar, non permettono questo ad Agrigento. Si è sentito tradito da Zambuto? Sì, Zambuto ha tradito l'amicizia. Zambuto ha tradito l'amico Peppe Di Rosa, perché gli avevo dimostrato per una seconda volta che io gli ero amico. Io non ho mai leccato nessuno per il posto da assessore. Ho detto che avrei rinunciato all'indennità, mentre ci sono assessori che percepiscono 2.900 euro di indennità e i consiglieri comunali ne percepiscono un terzo. Ho chiesto a viva voce in consiglio comunale che anche gli assessori si portino a un terzo le loro indennità. Lei ha lanciato pesanti accuse per quanto riguarda i settori dei rifiuti del piano regolatore generale, ecco, con amministratori che sarebbero lì presenti per poter condizionare cosa? Io non ho lanciato precise accuse, ho aperto le porte alla Procura della Repubblica, alla quale chiedo di attenzionare l'appalto dei rifiuti che andremo a gestire come Comune di Agrigento, visto che avevo fatto richiesta di entrare in commissione e non mi è stato permesso, e visto che purtroppo per altri io sono libero e posso parlare.